un senso di essere non più quello che ero prima, e mi dispiace per i miei bambini che non riesco più a gestire con affetti, con cose che mi vengono ogni giorno, e ho sempre paura comunque di non essere a livello, stare vivo, ecco. Quello di Paolo è un tormento che lo assale nei momenti di lucidità, quando la malattia gli dà tregua. A 48 anni, già da 5 soffre di una grave forma di Alzheimer giovanile. Le iniziali perdite di memoria sono divenute voragini, tanto da dimenticarsi talvolta pure dei figli di 6 e 10 anni. Sequenze che Paolo ha vissuto da bambino. Suo padre cominciò a soffrire di demenza quando di anni ne aveva 8, un copione esistenziale che si ripete. A sostenerlo la moglie Michela, che per seguirlo 24 ore su 24 ha lasciato il suo lavoro da segretaria, ma Michela è una guerriera, da mesi ha voluto rendere nota la sua storia e denunciare che di Alzheimer giovanile si parla ancora troppo poco. Michela vorrebbe solo una vita il più possibile normale, tornare al lavoro. Chiedo che ci sia un po' più di visibilità anche per i giovani, che ci siano dei centri dedicati soprattutto anche a loro, per stimolarli, per non fare in modo che le famiglie non debbano affrontare viaggi ed esborsi economici non indifferenti per portare i loro cari ad avere qualche sostegno in più. Ma quella tra Paolo e Michela è soprattutto una grande storia d'amore. E lo devo a Paolo, lo devo al suo altruismo, alla sua bontà d'animo. Cosa vorrebbe dire, cosa si sente di dire ai suoi figli e a sua moglie? Che mi dispiace di essere così, speravo una vita diversa per tutta la famiglia, perché mi fa male vedere che non riesco più a essere in bolla, libero di vivere la mia famiglia e stare insieme.